Sono allibita perché queste cose succedono, le senti in televisione, però non vorresti mai che succedessero vicino a casa propria. A San Martino di Lupari i residenti di via Galileo Galilei sono sotto shock. Nessuno pensava che potesse accadere una tragedia del genere. Mariangela e Giorgio Miatello erano una coppia molto tranquilla che abitava lì da tempo. La famiglia calma era un po' la figlia che era un po' da quando si aveva separato dall'amico, è venuta a stare qua con suo padre e sua madre, ma non posso dire altro. Soprattutto Mariangela, ex insegnante, era molto conosciuta tra i negozianti del paese. Signora Mariangela? Sì, Che sì, persona era? brava persona. Io me la ricordo una famiglia tranquillissima, non avevo mai sentito dare adito di questa cosa della figlia, a parte che io le conoscevo da piccole e dopo non le avevo più viste. Però il papà e la mamma erano due persone serie e oneste. Giampiero, loro vicino e amico, è sconvolto e in queste ore prega che Giorgio Miatello possa riprendersi. Mio padre è andato a bere il caffè il giorno prima. Da loro sono amici, si trovano sempre al bar, così. Insomma, qua ci conosciamo tutti. E non c'era nessun segnale che lasciava presagire quello No, che poteva. secondo me no. I rapporti tra i genitori e la figlia di Letta erano tesi, ci conferma. Lo conoscevo molto bene, la trovavo sempre al bar e aveva dei problemi. Forse bisognava controllarla di più, ma come si fa? Ma litigavano, è vero che qui arrivavano i carabinieri ogni tanto. Sì, ogni tanto sì. Il sindaco di San Martino di Lupari, Nivo Fior, mantiene il più stretto riserbo. San Martino di Lupari è molto molto scossa per questo evento e quindi posso dire che c'è un profondo senso di dolore, di tristezza, possiamo dire che è sotto shock e aspettiamo un po' quelle che sono le attività di indagini per comprendere cosa è accaduto. Nei prossimi giorni potrebbe decidere se proclamare il lutto cittadino per la data dei funerali di Mariangela Sarto, ma per questo bisogna attendere il nulla osta della procura per la riconsegna della salma ai familiari.